Grazie al popolo veneto, grazie ai veneti che si ritrova a un anno di distanza dalla dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta, e siamo in tanti anche quest'anno a testimoniare la volontà dei cittadini del Veneto di intraprendere un percorso verso la sua liberazione, verso la libertà, verso l'indipendenza. Non ne ferma nessuno, niente e nessuno. Anche quest'anno i numeri sono inequivocabili, anche quest'anno la volontà del popolo veneto di affrancarsi dal dominio di un regime che è l'unico in Europa classificato con un sistema informativo non libero, è grande. E voi altri la testimoniate, come che testimoniate la forza, lo spirito indomito di un popolo che ha 3500 anni di storia e che vuole ritornare ad essere pienamente indipendente. Libero! Non si era mai visto prima un popolo che dal basso comincia a creare le sue istituzioni in modo democratico, in modo organizzato, in modo strutturato e anche con un profondo spirito di innovazione, come che noi altri che abbiamo dimostrato. Non si era mai visto finora un popolo che agisce in piena e pacifica democrazia, ponendosi in concorrenza istituzionale con lo Stato che in modo illegittimo ancora occupa il nostro territorio. In questi giorni di silenzio mediatico assordante e imbarazzante da parte degli organi di informazione, che abbiamo assistito a qualcosa di veramente straordinario. Voi altri stessi che qua si riunì, nonostante la cappa di grave censura che si è verificata, c'è la dimostrazione concreta che comunque nel Veneto profondo la volontà di libertà ha cominciato a fluire in modo inarrestabile. Allora, questa sera vedremo e assisteremo a quelli che sono i risultati della volontà del popolo e vedremo e scopriremo assieme quelli che sono i deputati eletti all'interno della Repubblica Veneta, all'interno del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta. Scopriremo assieme i numeri e dimostreremo come che in questa realtà di territorio in fase di liberazione si va a verificare un fenomeno strano. Non so se avete notato, ma praticamente ogni sera negli organi, nei principali canali televisivi italiani, la Rai, la 7, Canale 5, lo so, noi altri li guardiamo, però che ne tanti che li guarda ogni sera che c'è un paio, 2, 3 candidati governatori del Veneto, al punto che potremmo chiamarla Rai Veneto, Canale 5 Veneto, la 7 Veneto, perché ogni sera su qualsiasi argomento gli viene invitati questi signori. Beh, questa sera va in onda la nuova fase di libertà e indipendenza della Repubblica Veneta. Benvenuti signori, benvenuti a Treviso.
e grazie per il vostro impegno e per il vostro grande coraggio. Siamo qua sul palco Gianfranco Favaro, che insieme a me fa parte della delegazione dei 10 e che dà inizio alla parte più formale della serata. Grazie Gianfranco. Grazie a tutti voi altri. Mi vengo a portare via un foglietto perché di parlare in pubblico funziona sempre. La mafia italiana del Veneto! E ora ve leggo qualcosa che ho portato in giro per il Veneto nelle ultime serate qua. È una considerazione e 3 domande che non si fanno gli altri, ma se fa il direttore dell'Eurispes, Gianmaria Fara. Ve leggo. Questa è la considerazione. Guardate questa cosa qua, le dite il 30 gennaio di quest'anno, quando che ha presentato a Roma il rapporto Italia 2015. Lo Stato sopravvive nutrendosi dei propri cittadini e delle proprie imprese, cioè della società che lo esprime, con evidente miopia. Che cosa accadrà quando non ci sarà più nulla di cui nutrirsi? Va all'estero. Questa è una considerazione che è tremenda, perché se la paragoniamo a quello che mi viene detto dalle televisioni, dai mass media, dai giornali, dai politici, che tutto è a posto, tutto va bene, la crisi si sta risolvendo, Che nella ripresa. la luce in fondo al tunnel. Questa è la verità, questa è la vera verità, detta da una persona terza, da uno studioso. Ma dopo il continua anche, se fa altre 2 domande. Lo Stato appartiene ai cittadini o i cittadini appartengono allo Stato? E infine la terza, lo Stato è un'organizzazione di servizi a disposizione dei cittadini o questi sono al servizio dello Stato che ne gestisce e organizza la vita a suo piacimento? E risposte a queste domande, se ovvie, se banali, ognuno di noi altri sa qual è che è la risposta. Ma se è altrettanto ovvio che questo non può succedere in sto paese qua, dove che queste dinastie de predoni che si tramanda da generazione in generazione a deprecabile arte di ciucciarga il sangue ai cittadini. Si finia ormai l'epoca dei volpi, dei lupi e animali simili. Adesso è il tempo del leone. E io ho capito bene, Gianluca prima l'ho detto, è vero, che c'è una cappa di silenzio nei nostri confronti che è pazzesca, una censura che è totale. E perché sta cosa qua? Perché ha capito bene, lo ha capito bene sto sistema del potere. Noi altri non veniamo a patti coeri. Noi altri non ambimo a sostituirsi o a affiancare i carcerieri di questo immenso campo del lavoro forzato che si diventa il Veneto. Bravo! Io sa. Esatto, la parola giusta, avere un campo forzato. Perché sa bene quello che è il nostro progetto relativo a futura Repubblica Veneta. Io sa bene a che modello che si ispiremo. Io sa bene che la Repubblica sarà in mano ai cittadini, Onesti. che attraverso strumenti di democrazia diretta i controllerà e i taglierà e onge degli amministratori e dei politici di turno. I sa che si finia. Questo è la grande cosa che ne contraddistingue. Infine voglio concludere con una nota personale. Questi qua sono stati mesi di impegno, di sacrificio,
ma de enormi soddisfazioni, de grandissima soddisfazione. E perché? Me godo mandare anche questa cosa, proprio per cercare di comunicarla qua e condividerla con voi altri stasera. Vedi, la soddisfazione immensa che mi ho provato nelle varie serate che abbiamo fatto è stata quella di lavorare assieme a tantissimi volontari e di aver notato una roba che aveva a che fare con delle persone contente, con delle persone orgogliose di quello che era Drio fare, pur, ripeto, tra mille fatiche, tra mille rinunce. Paure. E perché sta roba? Semplicemente perché ragiona da persone libere. La libertà abbiamo già conquistata, signori, e abbiamo conquistata prima di tutto dentro di noi altri. Bravo. E oltretutto abbiamo un'altra consapevolezza, che quello che siamo Dio fare è qualcosa di nobile ed è giusto, perché siamo Dio spazzar via quello che è uno dei più grandi mostri criminali e criminogeni che sia sul pianeta, Esatto. lo Stato italiano. È il più delinquente al mondo. Il più delinquente al mondo, è vero. Questo. E l'altra soddisfazione è quella di aver visto tantissime persone che avevamo incontrato in giro per tutto il Veneto e che partecipava alle riunioni, che entrava magari dentro le sale e te vedevi e era stanche, assorte, gravai dalle preoccupazioni del quotidiano, no? Da sta cappa enorme che grava sulle spalle delle persone. Beh, vederle andare fuori, a schiena dritta, sorridenti e con quegli occhi dove che brillava anche l'orgoglio di aver ritrovato una strada, una dignità, un progetto da perseguire. Beh, questa vi assicuro è stata una delle cose più belle e gratificanti che ho avuto in questi ultimi 2 mesi. E adesso vi ringrazio e che adesso la parola a Giulia Zorzi. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui numerosi. Parla Veneto! Perché la cornice di questa serata è una cornice fantastica. Questa Treviso è una città meravigliosa e noi avremo la fortuna di sapere in diretta i risultati delle elezioni del Parlamento Parla la provvisorio. nostra lingua, no, Siete lingua pronti? franca. Non sta a parlare in lingua straniera! Parla Veneto! È con immensa gioia Ancora. che vi comunico quelli che sono i risultati delle elezioni del Parlamento provvisorio. I voti validi sono 1.593.788. Di cui 28.350 dall'estero. I nostri italiani non ci dimenticano mai, i nostri veneti non ci dimenticano mai. L'affluenza è pari al 39,8%. Adesso vi darò alcune curiosità. Il deputato più votato in queste elezioni è Elena Durigon, con 42.887 preferenze. Il deputato con la percentuale più alta invece è Massimo Trevisan con il 48,65% dei voti.
Alcuni candidati sono già matematicamente eletti, mentre altri entreranno a far parte del Parlamento veneto in seguito alle decisioni che prenderanno alcuni deputati eletti in più collegi, su quale collegio optare. In tal caso subentreranno i primi dei non eletti. Ora leggerò i deputati eletti. Maurizio Curto, Giorgio Zampieri, Franco Pistoia, Renato Bassanello, Pier Giorgio Foll, Giuliano Bristò, Giulia Zorzi, Massimo Greggio, Paolo Greggio, Pierpaolo Bottin, Mauro Visentin, Davide Baratella, Moira Piran, Andrea Giarretta, Mauro Fontana, Elisa Bedin, Andrea Astolfi, Gianfranco Favaro, Elena Rossetto, Mauro Milani, Riccardo Gazzola, Domenico Soldera, Elena Durigon, Francesca Chizzali, Franco Lamonato, Antonio Dalla Vittoria, Silvia Gandin, Roberto Camerin, Marzia Taschetto, Luca Menegallo, Antonio Sanson, Gianpietro Ross, Mario Nogherotto, Antonella Soffreddo, Alessandro Carrai, Michela Folli, Marco Barolo, Michele Lazzarini, Gianpietro Magagnin, Tiziano Busato, Davide Pavan, Marco Benetelli, Roberto Ferruzzi, Sandro Colombo, Anna Durigon, Stefano Sartori, Stefano Vescovi, Alessandra Checchetto, Alvise Piccoli, Eleonora Modini, Micaela Meneghini, Silvio Cauduro, Andrea Medina Rojas, Massimo Trevisan, Federico Bertoldo, Alessandro Santini, Manuel Masiero, Stefania La Rocca, Riccardo Rodeger, Patrizia Signorato, Alfredo Zago, Michele Turrini, Giancarlo Rodeger, Selena Veronese, Daniele Quaglia, Adrian Florescu, Gabriele Berto, Giovanni Gualtiero Scapini. Questi sono i deputati eletti. Questo è il volere dei cittadini veneti. Ci sono poi dei deputati che sono stati eletti in più collegi e avranno la possibilità di scegliere quale collegio rappresentare. Questi deputati sono Giuliano Bristot, Massimo Greggio, Pierpaolo Bottin, Davide Baratella, Moira Piran, Andrea Astolfi, Federico Bertoldo, Giancarlo Rodeger, Giorgio Zampieri, Giulia Zorzi, Michele Lazzarini, Patrizia Signorato, Riccardo Rodeger, Silvio Cauduro e Stefania La Rocca. Ci sono infine dei delegati eletti che avranno la possibilità di scegliere se lasciare il posto ad altri non eletti. Questi sono Gianfranco Favaro, Silvia Gandin, Stefano Vescovi, Federico Bertoldo e Selena Veronese. Questi sono i risultati delle elezioni del Parlamento provvisorio del Veneto. Io volevo dire che per me è stato un onore immenso avere la possibilità di leggere questi risultati e di condividere con voi la gioia che ho, perché noi